Il turismo veneto lo ha sempre dimostrato, siamo nelle classifiche internazionali la sesta regione europea come performance attrattive e come performance appunto anche di soldi rimasti sul territorio. Il problema è che secondo me le politiche neocentraliste fatte da Roma, che vedono le regioni ordinarie spogliate anche del turismo, avendo i nostri cugini vicini sia di Trento che friulani, ma anche gli istriani che con la loro autonomia fanno promozioni in maniera molto più spinta di noi, potrebbe creare qualche problema al turismo del Veneto nei prossimi anni. Gli attori che possono appunto influenzare il turismo dei prossimi anni, che è una ricchezza per il Veneto, ma anche stando ai dati internazionali sarà in progressivo aumento comunque nei prossimi anni come mobilità e come soldi da spendere su questo settore, deve vedere veramente una squadra assieme, avere un obiettivo unico. La squadra è composta sia dagli attori sociali, dagli attori politici, ma anche da quelli che gestiscono infrastrutture, da chi appunto opera nel settore della comunicazione come quello appunto della gestione dei servizi, perché o il turista trova appunto un ambiente adatto, gradevole, senza intoppi, senza inciampi, o il turista farà presto scegliere di spostarsi a qualche centinaio di chilometri e spendere i propri soldi da un'altra parte. Noi abbiamo delle leggi appunto sul turismo che ha bisogno di un tagliando e con gli operatori siamo già in contatto per mettere in moto appunto iniziative positive. Come dobbiamo, ripeto, a livello nazionale riuscire a mantenere la delega sul turismo a livello regionale. Questo perché? Perché ci sono le peculiarità, i particolari che servono ad attrarre un turista, che vanno utilizzati e spesi. Il brand Venezia, il brand Leoni di San Marco ha una penetrazione incredibile nei mercati mondiali, e se ci viene tolta anche la possibilità di mostrare queste nostre eccellenze, andremo sicuramente a scomparire nei confronti di altre mete, che siano esse Francia, Spagna, Stati Uniti o Cina, che possono portarci via flussi importanti di persone che adesso invece vengono in Veneto.